L'allerta è massima anche se per ora non c'è alcun allarme per la famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus al ritorno in patria dopo aver soggiornato a Venezia il 24 e 25 gennaio scorsi. Si tratta di marito e moglie dei due figli di 20 anni e scatta in breve la notizia buona e quella cattiva. La buona, stando ai calcoli dell'autorità sanitaria italiana, è che la famiglia non abbia conseguito il contagio in Italia. La cattiva invece è che pur non avendo viaggiato in Cina e non avendo avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, abbia contratto il virus nella tratta aerea tra Hong Kong e Milano Malpensa. Questo è una sua forma mutata, particolarmente non nostra, viene dalla Cina, perché lì è un ambiente dove è stato possibile fare il salto di specie, cosa non possibile in questo momento in Italia. Siamo di fronte di fatti a un'epidemia, non una pandemia, non ci sono casi secondari. La presenza della famiglia di Taiwan in laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove è passata. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i quattro e sono peraltro già scaduti i 14 giorni di incubazione del virus. Nel frattempo, in tutta la ULSS 3 Serenissima, predisposto il cosiddetto kit per gestire correttamente eventuali casi sospetti da infezione da coronavirus, con lo zaino Ebola presente in triage all'interno del quale si trovano i vestiari idrorepellenti e le mascherine già a disposizione degli ospedali e indicati per la SARS così come per la barella chiusa come una sorta di tubo. In funzione già dalle scorse settimane, ma mai usata fino adesso, permette agli operatori di isolare completamente il paziente sdraiato e di agire attraverso una sorta di braccia che entrano nella barella stessa.